Bella sorpresa all'ingresso di San Leone, la località balneare di Agrigento, per quanti si sono trovati a transitare da quelle parti. A dare il benvenuto un albero di Natale collocato alla rotatoria tra il viale Viareggio e il viale dei Pini. L'albero è un dono di Franco Miccichè, ex assessore comunale di Agrigento e dell'autoscuola Rizzo. Un gesto d'amore verso la propria città che vede quale protagonista da imitare il dottor Miccichè. Ebbene, dopo San Leone, l'ex assessore si dedicherà all'albero di piazza Marconi. Dicevamo di un uomo da imitare perché Franco Miccichè, in una città che tutti amano a parole, l'amore per la sua terra lo dimostra con i fatti da 4 anni consecutivi. Qualcuno magari oserà criticare gli addobbi e ci vorrà davvero coraggio a farlo. Ma potrà succedere, agli agrigentini purtroppo non va bene nulla, quasi sempre. Qualcuno magari oserà criticare gli addobbi e ci vorrà davvero coraggio a farlo, ma potrà succedere. Agli agrigentini purtroppo non va bene nulla, quasi sempre. Oggi si deve riconoscere però all'ex assessore comunale un protagonismo civico assoluto. L'albero di Natale di Agrigento rispetto al passato non sarà prelevato dal bosco di Cammarata, ma sarà un albero artificiale, una scelta dettata da motivi legati alla salvaguardia dell'ambiente. Se non ci saranno intoppi, l'albero sarà collocato davanti alla stazione centrale in settimana. Inutile dire che tutte le spese sono a carico del medico agrigentino. Franco Miccichè ha fatto sapere che agli addobbi e alle luci degli anni passati per il Natale 2018 arriveranno nuovi addobbi per rendere ancora più bello l'albero di Piazza Stazione.